Ci sta. Buongiorno a Tra un tutti manifesto e e bentornati lo a specchio. Veramente Variazioni e Scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda è: ma cosa diavolo sta diventando la sinistra italiana? Beh, ma chi se ne frega, potreste dire, cioè quale perversione ci spinge la mattina a chiederci, a interrogarci sui destini della sinistra italiana? E no, è una domanda che viene imposta da sé da due episodi di cronaca, da due figure che sono le ennesime figure di questa galleria, diciamo, degli orrori che ci stanno regalando le truppe progressiste nostrane, perché qui ci sono delle domande che hanno a che fare con un alfabeto minimo condiviso, con dei valori minimi condivisi, con le scelte di campo elementari, con il tessuto comune del discorso pubblico che non dovrebbe essere in discussione. Ebbene, questi due signori lo mettono in discussione. La prima è una signora, si chiama Susan Fatayer, si definisce una palestinese napolitana, speriamo di aver pronunciato bene, e lo sapete tutti, è salita agli onori o agli orrori appunto delle cronache, perché si è scoperto che tempo fa ha rilanciato un video sui social, video che ritraeva l'ex ambasciatore israeliano in Italia, riportando il seguente commento scritto importato al dialogo e al multiculturalismo. Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler. L'incompleta missione di Hitler. Ovviamente, scoperta la cosa, ne è scaturito un putiferio, non però dentro la sinistra, non una riflessione dentro AVS, la mitologica compagine di Fratoianni e Bonelli che l'ha candidata, peraltro la compagine che aggiorna appunto la propria galleria di personaggi quantomeno strampalati, per usare un eufemismo, di ora in ora. Sono gli stessi di Sumaoro, sono gli stessi di Ilaria Salis, e infatti Angelo Bonelli si è lanciato in una difesa acrobatica della sua candidata. Vorrei che fosse chiaro che quelle non sono sue parole, sono la didascalia di un video in cui un israeliano dice cose tremende, quindi comunque c'è l'ebreo da condannare a priori. Certo, ha commesso una leggerezza nel condividerlo, ma aggiunge Bonelli, sono frasi scritte in piccolo, ovviamente da condannare, sarebbe stato molto grave se le avesse scritte lei, ma non è così. Sono frasi scritte in piccolo, è un'allusione all'incompleta missione di Hitler, a margine, sono caratteri, usato caratteri minuscoli. Questo è il livello del dibattito che si aggira da quelle parti. Poi c'è un altro personaggione che è consigliere del PD al Municipio 7 di Milano, Alessandro Corti, un giovane democratico, ma democratico proprio nel senso profondo dell'aggettivo, perché si è lanciato sui social in una difesa, diciamo, di quello che lui chiama la resistenza armata di Hamas, cioè in questo, come dire, scavalcando quasi tutti gli stati arabi che invece definiscono l'attività dei galantuomini di Hamas terrorismo. Leggiamo alcune delle perle. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo, così a caso. Signori, non è la stessa cosa. Hamas non è uguale all'ISIS. No, in questo momento è più pericolosa, nel senso che nella galassia del terrore, negli ultimi, ahimè, anni, Hamas è stato di gran lunga più attivo e performante delle canali dell'ISIS, che sono state invece in gran parte combattute e rese meno pericolose. E poi sostiene questo Alessandro Corti, uno può essere d'accordo no, a livello politico sui posizionamenti di Hamas. I posizionamenti devono essere l'irruzione nelle case dei civili, la decapitazione dei bambini, la tortura delle donne, ma questo non significa delegittimare la lotta armata, no, ci mancherebbe, perché la lotta armata è legale dal punto di vista del diritto internazionale. Queste sono un po' le tesi dell'Ayatollah Khamenei, no? Per cui il 7 ottobre era un atto di giustizia, di diritto internazionale.
e ha incarato la dose, non solo non si è smentito, ma ha ribadito le sue tesi anche nella serata di ieri. Allora, questi sono due personaggi trascurabili per peso politico, ma ipersignificativi per clima culturale, anche perché al momento la signora non è stata esclusa dall'ipotesi che sia candidata, anzi i suoi manifesti sono in campagna, quindi è candidata a tutti gli effetti per AVS. Il signor Conte non è stato strigliato dalla signora Schlein o da altri dirigenti del PD. Quindi la domanda è: ma cosa diavolo sta diventando la nostra sinistra? Un addentellato di Hamas? Perché la cronaca rischia di dire questo. Vorremmo credere che non è così, ma ogni giorno ci danno un episodio che invece, ahimè, conferma questa preoccupazione. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.